Buonasera e ben ritrovati con l'edizione straordinaria, ultima parte insieme a voi per aggiornarvi con le ultime novità per quanto riguarda il coronavirus. I temi emersi oggi nella conferenza stampa del governatore Zaia dicono che i dati sono positivi, la curva continua a scendere anche se non con la pendenza prevista dai modelli. Questo per richiamare ancora una volta all'appello la responsabilità dei cittadini sull'uso dei dispositivi, delle mascherine naturalmente, della distanza di sicurezza. Il punto poi alla luce in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico a settembre con le linee guida della regione, il 90% vanno bene per il governo, restano ancora dei punti da chiarire, tra cui proprio l'uso della mascherina in classe. Presentato poi il piano regionale per il rilancio di pesca e agricoltura, due settori che hanno risentito pesantemente della crisi. Intanto continuano quella che è la ripresa economica, anche grazie alle misure messe in campo dai vari decreti del governo, tra cui anche l'ultimo sono i contributi a fondo perduto che da ieri sono a disposizione di chi ha i requisiti per chiederli. E di questo parliamo proprio insieme al nostro ospite in collegamento via Skype, che ringrazio per essere con noi, dottor Nicola Palumbo, consulente aziendale. Buonasera. Salve, buonasera, salve. Allora, contributi a fondo perduto. Intanto, dottor Palumbo, cerchiamo di capire a chi spettano, chi dunque può presentare domanda per avere questo tipo di contributi messi a disposizione dal governo. Sì, allora guardi, spettano a quelle attività, a quelle aziende, quelle botteghe, bar, attività commerciali che nel 2019 hanno fatturato una cifra compresa tra 0 e 5 milioni. Sono esclusi invece gli enti pubblici, gli intermediari finanziari e professionisti con cassa di previdenza autonoma, quindi avvocati, medici, notai, commercialisti, tutto quel mondo di previdenza autonoma di cui insomma siamo a conoscenza. Lei ha parlato insomma di una fetta importante di fatturato, quindi insomma pensiamo che saranno molti quelli che potranno accedervi, visto appunto quella fascia di cui lei ha parlato. Sì, allora guardi, guardando così i parametri, secondo noi c'è un accesso abbastanza ampio e questo è un intervento buono. Io sono stato spesso critico verso gli interventi nella fase 2 e nella fase 3 dell'esecutivo, ma in questo caso devo dire che l'intervento è fatto bene in maniera anche semplice. Parliamo, dicevo, di aziende che fatturano tra 0 e 5 milioni, parliamo di aziende che sono per lo più medio-piccole, quindi lei capisce bene che il territorio nostro, quello veneto, è molto denso di questa tipologia di attività. Direi che ci siamo, insomma, un intervento che può dare quell'ossigeno di cui si reclamava la necessità e spero che in tanti lo utilizzino. È un appello anche per chi non dovesse essere stato particolarmente attento in questi giorni. I settori invece esclusi da questo tipo di contributo, quali sono? Sì, le dicevo prima, gli enti pubblici chiaramente, perché questo è un intervento che si rivolge al privato, gli intermediari finanziari e i professionisti con la cassa, quindi quando parliamo di avvocati, medici, notai, commercialisti, quindi quest'ampia fetta di professionisti. Le motivazioni sono un poco chiare sul perché siano stati esclusi quest'ultimi. Ricordo che pochi giorni fa c'è stata una protesta dei dentisti proprio su questo tema. Ecco, una domanda extra tema, per queste categorie ci sono delle misure che sono state adottate, insomma, che voi insomma, abbiate potuto capire dai provvedimenti del governo? Allora sì, si sta parlando perché chiaramente gli ordini si stanno facendo sentire, non c'è ancora niente di certo. Speriamo che a breve ci possa essere un riscontro in merito, non abbiamo ancora elementi solidi per poter dire sì, c'è un intervento alle porte. Siamo ancora per alcuni sui 600 euro di qualche tempo fa, ma che è evidentemente poco. Ecco, allora lei ha parlato di una fetta di fatturato tra 0 e 5 milioni. Sì. I contributi si basano su questo, su quanto uno fattura, in che modo vengono calcolati? Viene calcolato il contributo che arriva poi a chi lo chiede? Allora, guardi, si prendono due mensilità, aprile 2019 e aprile 2020.
questi 2 mesi soli. Si calcola il fatturato di aprile del 2019, il fatturato di aprile del 2020 e si fa la differenza tra i due fatturati. A seconda della differenza troveremo un calo evidente, perché solamente chi ha avuto un calo può accedervi, che deve essere uguale o superiore al 33%. Quindi se il calo è stato uguale o superiore al 33% posso accedere al contributo, altrimenti no. E questo può incidere su chiaramente l'accesso oppure no, così come può incidere sull'ammontare del contributo anche la fascia di fatturato, perché non sono tutte uguali. Abbiamo delle fasce che vanno da 0 a 400.000 euro di fatturato, a cui spetta il 20% della differenza persa tra i 2 mesi di aprile, una fascia che va tra 400.000 euro, milione, a cui va il 15% sempre di questa differenza, e una fascia che va tra il milione e i 5 milioni, a cui spetta il 10%. Dalla vostra esperienza, ma anche dai rapporti con le aziende, secondo voi è un modo corretto per calcolare la quantità, insomma il contributo da erogare, o potevano esserci delle soluzioni migliori? Cioè, è sufficiente per andare incontro a quelli che sono i bisogni delle aziende, a vostro modo di vedere? Allora, sufficiente non lo so, ci sono dei casi dove forse servirebbe qualcosina in più. È chiaro che questa è una cosa buona. Comunque, adesso guardi, se lei dice, potremmo fare anche un esempio molto semplice per dare l'idea delle cifre. Perché è vero, è chiaro che in alcuni casi siamo veramente in situazioni emergenziali, è anche vero che in certi casi questa iniezione di ossigeno può essere decisiva per magari riprendere con l'autunno un buon ciclo finanziario, che è il vero tema. Ecco, faccia pure un esempio, dottor Palumbo, tanto per capire a quanto può ammontare, in un esempio pratico, questo tipo di contributo. Allora, guardi, prendiamo per esempio una bottega di calzature che nel 2019 ha fatturato 800.000 euro. Quindi appartiene alla seconda fascia, quella del 15%. Poi chiaramente queste sono fasce che se una persona si affida a un intermediario, un professionista, saprà sicuramente spiegare bene. Nel 2019, per ipotesi, questa bottega ha ricavato 50.000 euro. Nel 2020 la stessa bottega ha ricavato 0, perché eravamo tutti chiusi, quindi è 0. La differenza tra 50.000 e 0 è ben superiore al 33%, il calo, perché siamo al 100%, e a questo punto possiamo andare a procedere con il calcolo. Prendiamo i 50.000 euro, ovvero la differenza tra 50.000 e 0, gli applichiamo il 15%, risulta 7.500 euro, che è ciò che all'attività spetta. Ecco quindi che a questa bottega dovrebbero, anzi usiamo l'indicativo, arriveranno 7.500 euro in conto corrente. Come deve fare questa azienda a richiedere questo contributo? Le modalità da seguire? Allora, guardi, 2 strade. Uno può farcela anche in autonomia, perché non è una cosa particolarmente difficile, anche se si raccomanda attenzione, perché a volte basta davvero poco per incasinare, scusi il termine, ma la procedura. L'altra strada è quella chiaramente di parlare con il professionista che segue l'attività, l'azienda, e di rivolgersi a lui, perché sicuramente ha tutte le chiavi per poter procedere con velocità. Comunque sul sito dell'Agenzia delle Entrate c'è un'apposita sezione in cui, entrandoci, viene elencato molto bene tutto quello che bisogna fare. Si troverà un modulo, si inseriranno parametri che sono quelli elencati prima, quindi fatturato, i ricavi di aprile 2019-2020, altri dati importanti sull'azienda, chiaramente la partita IVA, eccetera, e uscirà esattamente l'importo. Quindi anche questa è una cosa molto semplice, perché in pochi minuti possiamo renderci perfettamente conto di qual è l'importo preciso che potrà arrivarci nelle nostre casse. Al termine inseriremo l'IBAN, e quello sarà l'IBAN dove verrà fatto il versamento.
Quindi diciamo anche semplice, fortunatamente in questo caso mi sembra di capire che la burocrazia non si mette di traverso nella richiesta delle domande. Per una volta no, e sono lieto di poter dire che ero scettico e invece già abbiamo iniziato, perché il periodo è iniziato ieri, il 15 giugno, e finirà il 13 agosto, quindi sono 2 mesi circa, e abbiamo potuto già iniziare a capire, a entrare dentro il sito, ed è fatto bene, mi sembra non particolarmente duro, difficile, e quindi per tutti. Poi chiaro, nel dubbio parlate sempre con chi vi assiste. Ecco, quindi 2 mesi circa di tempo per presentare la domanda. Le faccio anche in questo caso la domanda da avvocato del diavolo: sono sufficienti a vostro modo per tutte le aziende per insomma informarsi, e considerando che poi in mezzo c'è anche il periodo estivo, laddove poi si decida di tenere aperto anche in estate? Allora, guardi, pensavo peggio, cioè pensavo che facessero 10 giorni conoscendo l'Italia e il suo modus operandi. Non sono pochi 2 mesi. Non è un accesso, un'istanza che ha una precedenza in base al tempo, quindi una persona può farla a metà luglio, una può farla oggi, e non cambia l'efficacia dell'intervento. Il consiglio mio è comunque quello di farlo il prima possibile, perché non possiamo sapere cosa potrà succedere da qui a un mese. Quindi da domani mattina, se pensate di poter essere dentro questi parametri, contattate chi vi assiste, il professionista, oppure andate dentro il sito e iniziate subito. Non tanto perché c'è poco tempo, quanto, ma questa è una paura mia che non ha riscontro sulla legge, perché temo che magari possano arrivare altre misure, altri interventi, ripensamenti. Allora, finché ce li danno, mi passi il termine, andiamo. Approfittiamone prima che magari arrivi Sì. qualche decreto nuovo che cancelli le vecchie misure, questo mi sembra di Esatto. capire. Ascolti, Esatto. dottor Palumbo, poi una volta che la domanda arriva e che quindi si è verificato che ci sono i requisiti, è immediato, da quello che voi sapete, poi il bonifico sul conto corrente? Sarà necessario attendere che arrivino tutte le domande, quindi il termine del 15 agosto, e poi da lì verranno distribuiti? Avete qualche idea sulle tempistiche? Perché poi Allora, non lo l'importante sappiamo questo. è Non lo avere i sappiamo, soldi, e poi alla fine, giustamente, per le aziende. Allora, ci sono due fasce: sotto i 150.000 euro di contributo e sopra i 150.000 euro. Sotto i 150.000 euro dovrebbe essere immediato e semplice, quindi per tutti. Sopra i 150.000 euro c'è qualche passaggio in più, qualche procedura in più, qualche documentazione in più da dover trasmettere, e quindi si dovrà utilizzare una PEC, si dovrà firmare l'antimafia, che chiaramente è richiesta in questi casi. Ci sono dei documenti in più. In questi casi penso che serva qualche settimana in più per avere l'effettivo versamento in conto. Quando si parla di cifre inferiori a 150.000 euro, il buon senso mi farebbe dire: ma siamo in Italia, per cui non mi faccia dire cose troppo speranzose, che dovrebbe arrivare in tempi abbastanza rapidi. Può chiederlo anche la partita IVA, che ha già usufruito dei famosi 600 euro, poi diventati 800 euro, proprio le primissime misure adottate dal governo per far fronte all'emergenza Covid? Sì, esattamente sì, perché sono due interventi di natura differente. Uno arriva dall'INPS e questo invece è un intervento statale, dello Stato, proprio dell'erario. Quindi sono due cose che sono perfettamente cumulabili e sovrapponibili, quindi assolutamente sì. Chi vigila? O meglio, abbiamo saputo insomma anche in passato, appunto, con anche gli stessi 600 euro, di chi ne ha usufruito senza averne i requisiti. Ha fatto domanda e si è controllato poco sull'autenticità, o perlomeno sui requisiti presentati. In questo caso chi vigila sul fatto che tutto funzioni e chi riceve abbia davvero facoltà di avere questi soldi fondamentali per ripartire? Ma allora, l'Agenzia delle Entrate controlla, è proprio scritto che saranno fatti controlli estremamente rigidi, puntuali, e che andranno a punire con severità, anche di rilevanza penale, eventuali comunicazioni mendaci. Quindi chiaramente, adesso non dobbiamo dirlo qui perché è una cosa ovvia, ma non facciamo
stupidaggini, scriviamo quello che realmente è, perché i controlli verranno fatti in maniera molto rigida. Sarebbe un grande peccato provare, per avere 1.000 euro in più, a magari iniziare una serie di iter, di sanzioni, di procedure che poi magari ci costringono a una sanzione ben più aspra di quei 1.000 euro. Sono controlli che sicuramente, perché guardi, sono 4 pagine dove si spiega che tipo di controlli verranno fatti, quindi se li scrivono così è perché poi realmente andranno a farli. Scriviamo quel che è vero, scriviamo quel che è giusto, e sicuramente, credo e spero, arriveranno tutti i soldi che ci spettano. Lei ha detto che voi avete già iniziato a presentare queste domande, quindi ci sono già aziende che si sono fatte avanti subito, appena iniziato, appena avviato, insomma, Sì. il tempo. Sì. Diciamo che noi già qualche giorno fa, prima del 15 giugno, all'invio della circolare che annunciava l'inizio della finestra per poter fare la richiesta, abbiamo contattato i nostri clienti informando della possibilità, e quindi non appena, chiaramente abbiamo già fatto noi una prima cernita di quelli che potevano essere interessati, perché aziende sopra i 5 milioni le abbiamo subito escluse. Quindi ci hanno subito dato conferma di interesse, non poteva essere altro, credo, e ci siamo attrezzati subito. Già da ieri mattina, insomma, siamo concentrati sul mandare avanti tutte le istanze, e soprattutto per quelle situazioni particolarmente difficili che hanno bisogno di un intervento rapido. C'è bisogno, da quello particolarmente difficili, significa che sono soldi che servono proprio a rimettere in moto, perché l'apertura non è sufficiente, bisogna far ripartire poi la macchina dell'azienda, non è sufficiente riaprire, insomma, le saracinesche, le porte per ricominciare come se nulla fosse. No, perché ci sono sicuramente degli approcci al consumo che si sono modificati, non si consuma come 2 mesi e mezzo fa, non si consuma allo stesso modo, non si comprano le stesse cose. Questa è una vicenda che ha cambiato moltissimo delle abitudini all'acquisto del consumatore, diciamo veneto, ma penso italiano o forse mondiale, perché è cambiato proprio l'ordine della priorità che viene dato nell'acquisto. Ecco quindi che ci sono beni che una volta venivano acquistati con relativa superficialità, mi passi il termine, o comunque facilità, che oggi invece hanno qualche difficoltà in più, la calzatura, l'abbigliamento. Quindi quelle realtà lì sono quelle, secondo me, più bisognose di un intervento rapido, e questi soldi servono proprio per poter già programmare gli acquisti, gli ordini dell'autunno-inverno. Ci sono situazioni in cui questi soldi potrebbero non solo dare una mano ai negozi, che sono chiaramente sul fronte, ma anche a quelle aziende produttrici che forniscono questi negozi. Quindi ecco che sono richieste che io avessi nella bottega farei subito, perché sono soldi che servono subito. Assolutamente sì, e quindi la ringraziamo, dottor Nicola Palumbo, consulente aziendale, per averci dato tutte queste informazioni fondamentali per poter subito presentare questa domanda per questo contributo a fondo perduto. Grazie davvero, dottor Palumbo, buon lavoro e buona serata, a risentirci, a presto. Arrivederci, grazie a lei, grazie a voi. Arrivederci, grazie. È il momento di fermarci per qualche istante di pubblicità, tra poco. Against the clock. It certainly is, and he's really flying as Antonio Fantini. Really fantastic swim for him. We thought this would be close. The times indicated that, but Fantina's had another gear to go to. The Italian flags are flying high in the London Aquatic Centre, and the very first gold medal at the 2019 World Paraswimming Championships is going to Italy. It's going to Fantine. 5 minutes, 0.67. There's your world champion. Antonio Fantini has done it again. He says to the crowd, I can't hear you. And they ratchet up that volume once again. Le immagini che avete visto fanno riferimento al campionato del mondo di nuoto paralimpico di Londra 2019. La vittoria che avete visto è quella di Antonio Fantini, che abbiamo in collegamento via Skype. Buonasera Antonio, ben ritrovato, grazie per essere con noi.
Buonasera, grazie a voi. Allora, innanzitutto ti chiedo se posso darti del tu, so che non si usa molto in televisione, non è molto, però sei talmente giovane, perché allora, leggiamo il suo palmarès un po'. 3 volte campione del mondo, 4 volte campione europeo giovanile, 4 volte campione europeo, detiene il record mondiale sui 50 stile libero, sui 100 stile libero e ha 18 anni. Questo solo per dirvi la bravura di questo giovanissimo ragazzo che, come tutti i campioni sportivi, ha dovuto sospendere i propri allenamenti per l'emergenza coronavirus. Che cosa hai pensato quando ti hanno comunicato che non saresti più potuto scendere in piscina? Beh, assolutamente, è stato anche sotto il profilo sportivo una grande difficoltà, e soprattutto perché comunque quest'anno sarebbe stato l'anno olimpico, l'anno paralimpico nel nostro caso, e quindi la preparazione era indirizzata a quello che è l'evento più grande e più importante del quadriennio, e abbiamo dovuto riprogrammare, stiamo riprogrammando il tutto, ci siamo dovuti fermare come qualsiasi altra cosa e adesso stiamo ripartendo e cercando appunto di riprogrammare la stagione e riprogrammare il quadriennio che è stato posticipato di un anno. Cosa significa per uno sportivo come te non poter andare in vasca, non potersi allenare? Immagino che tu ti alleni ogni giorno per raggiungere questi traguardi che ho elencato. Quindi che cosa ha significato dover sospendere, stare in casa e non potersi allenare? Psicologicamente, non solo fisicamente, ma anche psicologicamente. Beh, sicuramente per noi e per me che appunto ci alleniamo quotidianamente tutto l'anno, ci fermiamo veramente poco durante l'anno, è stato qualcosa di surreale, qualcosa di nuovo che nessuno naturalmente avrebbe voluto mai sperimentare, e la ripresa sia dal punto di vista mentale ma anche dal punto di vista fisico è stata difficoltosa, però come ogni cosa che manca, la ripresa è sempre una cosa positiva ed è qualcosa appunto che ci ha aiutato a riprendere nel migliore dei modi e ci ha aiutato naturalmente anche ad affrontare il periodo in cui eravamo fermi con la speranza di poter riprendere il prima possibile. Hai potuto in qualche modo, non so, naturalmente no, non essendoci la vasca allenarsi è un po' difficile, però per mantenersi un po' in forma, cosa hai fatto in questo periodo di lockdown? Sì, beh, appunto noi che siamo abituati a sentire la sensazione dell'acqua, ad avere la sensazione dell'acqua sulla pelle, fra le dita delle mani, è qualcosa veramente di sconvolgente stare così tanto, un periodo così lungo fermi. Però quello che appunto contava era cercare di sistemare la situazione, di migliorarla, e anche noi ci siamo adattati appunto facendo dei lavori a casa, dei lavori a secco, naturalmente appunto, ripeto, cambia la percezione che manca completamente nel nostro caso, però adesso è il tempo di riprendere, è il tempo di recuperare, è il tempo naturalmente di trovare di nuovo le sensazioni di prima. Raccontaci la sensazione di sentire di nuovo l'acqua sulla pelle quando hai potuto tornare di nuovo in piscina ad allenarti, il primo giorno. Beh, è stata un'esperienza nuova. Una nuova esperienza, è come se un bambino entrasse in acqua e iniziasse a nuotare, anche perché appunto, ripeto, nuotando quotidianamente, stare fermo 2 mesi o poco più è qualcosa di veramente complicato poi nella ripresa. Però dal punto di vista mentale la voglia era tanta, le sensazioni non erano ottimali, ma naturalmente è stato qualcosa di fantastico. Il Presidente Zaia ha sempre definito i ragazzi come gli eroi di questa emergenza, perché sono stati i primi a subire il lockdown e quelli ad aver rispettato maggiormente le misure di sicurezza, non uscendo, stando in casa. Hai avuto modo di parlare, immagino, durante la chiusura, in quei mesi, con i tuoi amici, compagni di scuola. Che cosa vi dicevate? Qual era lo stato d'animo? Era paura, era noia, insofferenza, voglia di tornare alla normalità? Che cosa vi dicevate? Beh, sicuramente l'aspetto sociale, l'aspetto umano è quello che un po' è mancato in questi mesi e che adesso piano piano sta riprendendo fisicamente, naturalmente con tutti i criteri, però appunto va ringraziata la Regione Veneto, il Presidente Zaia e tutti i medici naturalmente che ci hanno permesso di accelerare
la ripresa e di poter tornare a vivere la vita quotidiana, diciamo, con naturalmente alcuni criteri, ripeto, però appunto tornare alla pseudo-normalità, chiamiamolo così. Dovete sapere che Antonio tra pochissimi giorni, venerdì, sabato, non ricordo più, Antonio avrà la prova di maturità come tutti i suoi coetanei al liceo scientifico di Lattisana. Quali sono gli stati d'animo? Mancano ormai pochi giorni, notte prima degli esami, non proprio, però insomma emozionato, preoccupato, anche perché sappiamo essere una maturità diversa da tutti gli altri anni con solo un'unica prova orale. Sì, è una maturità diversa. È una prova della vita come tante altre, e devo dire che sotto questo aspetto lo sport, il mio percorso non solo sportivo anche di vita, mi ha aiutato molto a credere in me stesso, e io sono molto cinico, molto freddo nel momento che conta sotto l'aspetto sportivo, e spero di poterlo essere anche a livello scolastico, a livello umano, e di poter dare seguito e legittimare un percorso che appunto è stato un percorso di 5 anni, sia scolastico, ripeto, ma soprattutto anche sul piano umano, che ha fatto crescere non solo me, ma tutti gli altri miei compagni e tutti gli altri alunni che quest'anno affrontano la maturità. Il nuoto entra nella tua tesi che presenterai all'esame, alla prova orale della maturità? Il nuoto è stato il mio argomento di PCTO, quindi la nuova alternanza scuola-lavoro, chiamiamola così, e naturalmente visto che comunque mi ha impegnato molto, e io credo che l'aspetto sportivo, l'attività sportiva, l'attività agonistica sia un mondo lavorativo che spesso viene dimenticato e che in realtà è fatto non solamente di tanti sportivi come me, di tanti atleti che sono messi sotto le luci dei riflettori, ma anche da tante persone, penso agli allenatori, penso a tutte le persone che lavorano all'interno delle piscine, negli impianti sportivi, che in realtà sono la base dalla quale poi i grandi sportivi e noi sportivi possiamo trarre i nostri successi, e quindi per me poter rappresentare queste persone, poterlo rappresentare sia sul piano scolastico ma anche sul piano soprattutto sportivo è veramente importante. Come festeggerai la fine di questo percorso scolastico? Non in piscina, o sì? Sì, adesso la ripresa è già iniziata. Naturalmente in questi ultimi giorni ho cercato di ridurre al minimo gli allenamenti per cercare di concentrarmi naturalmente sulla fase finale della scuola, però appena finito la scuola naturalmente festeggerò, naturalmente mantenendo le distanze con i miei amici, con la mia classe, e poi naturalmente tornerò a nuotare a pieno regime, diciamo così, nel più breve tempo possibile, già dalla prossima settimana. Hai già degli appuntamenti in calendario a cui puntare? In questo momento, proprio a causa dell'emergenza, sono stati annullati tutti gli appuntamenti di quest'anno, e quindi la stagione è programmata specialmente sotto l'aspetto dell'allenamento e in vista dell'anno prossimo, in virtù comunque di un periodo abbastanza lungo di allenamenti, quindi che può dare una buona consistenza e una buona base in vista degli appuntamenti prossimi. Come riassumeresti questi mesi di chiusura, di quarantena forzata? Che cosa ti rimane di quanto passato, di quanto affrontato? Beh, rimane molto, rimane l'impressione che molte aziende, molti lavoratori. Abbiamo un problema con il collegamento con Antonio Fantin. Sì, è saltato il collegamento. Vediamo, eccolo qui per l'ultima battuta, Antonio. Vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento con te. Prego. Sì, dicevo, il mio primo pensiero naturalmente va a tutti i lavoratori e le aziende che in questo momento non sono dei privilegiati come lo posso essere io, come tutti noi sportivi, e hanno accusato il colpo soprattutto a causa della chiusura forzata di tutto il paese, e quindi questo mi rimane la consapevolezza che l'economia italiana e il
mondo e soprattutto il nostro paese è costituita da una variegata fetta di lavoratori e a cui va il mio pensiero, a cui va la speranza mia che possano appunto riprendere e che stiano riprendendo nel miglior modo possibile e a pieno regime. Grazie, grazie davvero ad Antonio, sei un bel esempio di sportivo ma anche di bravo ragazzo. Grazie davvero per il tuo contributo, intanto un in bocca al lupo per l'esame di maturità tra pochissimi giorni e poi naturalmente per le tue prossime sfide sportive. Grazie davvero ad Antonio Fantin e buon allenamento e buono studio naturalmente. A risentirci, a presto. Grazie a voi, buona serata. Grazie. Queste dunque le parole di un giovanissimo 18enne già campione di nuoto e prossimo anche ad affrontare questa prova con gli esami di maturità, appunto esami di maturità che saranno assolutamente diversi dal solito. Si parte domani in Veneto, un'unica prova orale con strette misure di sicurezza. Abbiamo capito insomma che si dovrà indossare la mascherina, ci sarà un'entrata e un'uscita, il maturando si dovrà presentare non più di 15 minuti prima, accompagnato da una sola persona e poi la stanza verrà sanificata in attesa che arrivi il successivo studente. Quindi insomma sarà una prova di maturità sicuramente diversa, come tante cose sono cambiate dall'emergenza coronavirus. Siamo quasi in chiusura, volevo dare un'occhiata ai siti per vedere un po' i siti. Vediamo intanto il sito del Corriere della Sera con i dati che arrivano dalla Protezione Civile Nazionale. Terapie intensive sotto quota 200 non accadeva dal 2 marzo, quindi anche a livello nazionale i dati continuano ad essere positivi, scende anche il numero delle terapie intensive, 34 morti nelle ultime 24 ore e poi la Lombardia che resta ancora una regione duramente colpita perché metà delle vittime è appunto in Lombardia. E poi scorrendo vediamo questa novità che riguarda proprio la sperimentazione farmacologica contro il coronavirus. Si parla di un farmaco, questa notizia la troviamo anche sul sito della Repubblica, un farmaco steroideo che costa 6 euro e che ridurrebbe la mortalità del coronavirus del 35%. Dunque continuano appunto queste sperimentazioni in qualche modo farmacologiche sui pazienti Covid. Anche perché il virus non è scomparso, continua ad esserci e ce lo dice la cronaca che arriva da Pechino, dove si alza il livello di allerta, chiuse tutte le scuole primarie e secondarie. Dunque il virus continua a circolare e l'appello che facciamo e che arriva naturalmente anche dal mondo scientifico è sempre lo stesso: usate le mascherine e laddove sia necessario mantenete le distanze di sicurezza. Si chiude qui questa edizione straordinaria, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro naturalmente un buon proseguimento di serata, arrivederci.